Come Fede e Solidarietà, la commissione che è stata istituita proprio per approfondire questi temi ha appena licenziato un testo che vuole determinare le linee guida. Credo che un'accoglienza diffusa sul territorio di piccole quantità che vada verso l'integrazione con la comunità locale sia la risposta più corretta. La gestione, come dice anche il nostro Presidente nazionale, di situazioni d'emergenza sia sicuramente al di fuori della portata della cooperazione sociale. Per carità, dare il nostro contributo ad una situazione d'emergenza ha il suo senso, ma deve rimanere limitato nel tempo e molto contenuto, perché la nostra proposta va nella implementazione di un servizio alla comunità locale e di una integrazione nella comunità locale. E sicuramente avere un quadro più preciso, normativo e di riferimento sul terzo settore direi che è ormai indispensabile. A mio avviso c'è un po' troppa confusione su questo mondo e quindi avere dei confini e dei parametri più precisi non fa altro che agevolare l'attività che poi ogni giorno ci troviamo, non solo noi come cooperazione sociale ma come mondo del volontariato, ad attuare. Io credo che nel momento in cui ci sarà una riforma di carattere nazionale si tratterà di tradurla in un contesto regionale che ha la sua specificità nel panorama italiano. Il Veneto è stato sicuramente uno dei protagonisti della nascita del terzo settore e credo che dovrà tradurre, mantenendo la propria vocazione, la propria specificità nel nostro contesto, nel nostro territorio, quello che la normativa nazionale ci darà. Non mi attendo grandi trasformazioni o grandi modifiche da quello che di fatto già stiamo facendo. Probabilmente avremo dei riferimenti più precisi a cui riferirci. Ma io sono convinto, e da tempo, ma non ne sono solo convinto, ci sono anche i numeri che supportano questo pensiero. Sicuramente la cooperazione sociale può recitare un ruolo importante per dare occupazione ai giovani che con difficoltà trovano occupazione, ma soprattutto reintegrare nel mondo del lavoro quelle fasce che sono state espulse dal mondo produttivo. Penso agli over 50 o quelle persone che hanno una bassa scolarizzazione o sono state impiegate spesso in una attività ripetitiva e che non li ha qualificati nel tempo. Credo che la cooperazione sociale possa recitare un ruolo importante dal punto di vista dello spazio occupazionale nei prossimi anni per dare un'opportunità a queste fasce che con difficoltà rientreranno nel mondo del lavoro tradizionale.